liberazione da parte delle forze alleate della Sicilia nel luglio-agosto del 1943 c'era un fortissimo movimento indipendentista. Probabilmente anche i più giovani hanno sentito parlare di Finocchiaro Aprile, che era il capo, diciamo, indiscusso di questo movimento. Su questo movimento indipendentista avevano messo gli occhi anche americani e inglesi. Gli americani avevano addirittura proposto a Umberto II di diventare re della Sicilia, di uno Stato indipendente dal resto del territorio nazionale da aggregare agli Stati Uniti d'America. È evidente che a tutto questo si opponevano invece gli autonomisti e si erano messi insieme in un comitato che stava cominciando a preparare la bozza dello statuto autonomistico della Sicilia. Mio padre era stato incaricato di andare a trovare Sturzo. Andò, gli spiegò la necessità che le norme finanziarie, quindi gli articoli 36, 37 e 38, fossero approvati nello stesso identico testo, così come era stato con molta cura predisposto dai consultori siciliani. Si convinse della bontà di queste norme e a un certo punto decise di intervenire direttamente. Sturzo aveva sulla sua scrivania un telefono senza combinatore telefonico, poteva direttamente alzare la cornetta e dall'altro capo del filo rispondeva il Presidente del Consiglio, cioè De Gasperi. E così fece. Alzò la cornetta, rispose De Gasperi, disse: «C'è qui da me la loggia che viene a nome dei consultori siciliani. Mi ha descritto, illustrato gli articoli che riguardano l'autonomia finanziaria della Sicilia. Caro Alcide, io sono d'accordo con loro. Questi articoli sono indispensabili. E siccome io sono d'accordo con loro, non dubito che anche tu sarai d'accordo con me. Ti sto mandando la loggia. E bada, Alcide, non ti richiamerò più su questo argomento». E gli chiuse il telefono. Così accadde. Mio padre andò alla Presidenza del Consiglio. De Gasperi per la verità non fece nessuna resistenza, d'altronde si era già impegnato con Sturzo. E quindi alzò a sua volta il telefono e rispose a Einaudi e disse: «Guarda che Sturzo mi ha parlato delle norme finanziarie dello Statuto siciliano». Mio padre avvertì che dall'altro lato Einaudi stava facendo qualche osservazione e lì si ripete la stessa scena sostanzialmente, che De Gasperi disse: «Guarda Luigi, Sturzo mi ha detto che va bene così. Come tu sai, io a Sturzo non posso dire di no. E quindi sono sicuro che anche tu non mi dirai di no». De Gasperi disse a mio padre: «Figlio mio, credo di averti servito. Puoi dire ai tuoi colleghi consultori in Sicilia che le norme finanziarie saranno così come voi le avete proposte». Nonno era quello che aveva scritto l'articolo 38 dello Statuto siciliano, prevede appunto che lo Stato conceda alla regione siciliana una somma ogni anno da utilizzare in infrastrutture e opere pubbliche proprio per la costruzione, diciamo, di tutto quello che mancava allora e purtroppo continua a mancare adesso in strade, ferrovie, scuole, ospedali e via di seguito, in modo che la media della retribuzione dei lavoratori siciliani possa raggiungere nel tempo la media della retribuzione dei lavoratori a livello nazionale. Mentre l'articolo 37, strategico in ogni modo, perché prevede che il reddito prodotto in Sicilia da aziende o imprese o enti, anche se hanno la loro sede principale fuori dalla Sicilia, ma per la parte di reddito prodotta dai loro stabilimenti, uffici o quello che sia in Sicilia,
venga tassata per questa parte con tributi che debbono restare in Sicilia e quindi da essere utilizzati dalla Sicilia per le proprie esigenze. L'ultima volta che è stato finanziato l'articolo 38 è stato nel 2003. Purtroppo sono passati 18 anni e non è stato più attuato. Peccato. La stessa cosa si può dire per l'articolo 37. L'articolo 37, dopo la riforma Visentini, praticamente era rimasto inattuato. Siamo arrivati al 2005 e anche lì scontro con Tremonti, purtroppo, è inevitabile. Dopo 1000 insistenze e 1000 rifiuti, io andai ad occupare il Ministero del Tesoro. Abbiamo scritto l'articolo, lo abbiamo mandato alla Commissione Paritetica dei Rapporti Stato-Regione, che l'indomani mattina lo trasformò in bozza di decreto legislativo, lo ha mandato al Ministero dell'Economia, che lo inoltrò al Consiglio dei Ministri per essere approvato il giorno stesso. E così accadde. Ma cosa non è accaduto però? Il decreto di attuazione, il decreto amministrativo di attuazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 37. Risultato: anziché la Sicilia poter incassare da allora, cioè parliamo dal 2005 teoricamente, ma al limite anche dal 2008, dalla sentenza della Corte Costituzionale, 4 miliardi l'anno, sono passati 13 anni, 4 per 13 fa 52 miliardi, cioè noi avremmo oggi 52 miliardi pronti da essere utilizzati. Ma io credo che sia uno strumento essenziale. Forse è meno facile spiegarlo adesso di come fu facile invece spiegarlo ai siciliani 70 anni fa, perché certo la insularità, le origini etniche, sociali, economiche, linguistiche, facevano e fanno della Sicilia un unicum al centro del Mediterraneo, un po' come la Sardegna per certi versi, un po' come il Friuli Venezia Giulia, anziché la Val d'Aosta, anziché il Trentino Alto Adige, che sono le altre regioni a statuto speciale. E tutte e 5 hanno come caratteristica unica il fatto di essere zona di confine. Ma non è solo questo. Il fatto è che alcune parti di territorio particolarmente arretrate, se non hanno da parte dello Stato un occhio di riguardo per poter crescere più velocemente rispetto alle altre zone del paese, il gap di sviluppo tra queste zone non si colmerà mai. E allora la Sicilia ha questo strumento prezioso nelle mani, che le altre regioni ci invidiano. Sino a quando i cittadini di Sutera non avranno le stesse opportunità in servizi e assistenza dei cittadini di via Monte Napoleone a Milano, noi non avremo applicato alla lettera e nella sostanza la Costituzione repubblicana.